la linea ancora Roberto, anche perché Roberto ti faccio una domanda che non te l'ho fatto. Io ho menzionato il fatto che il tuo nome, il tuo vero nome non è Roberto Stallone, vogliamo dirlo, è arrivato il momento giusto per dirlo. Io ti chiamo in causa, vediamo se è possibile, dalla regia mi fanno dei cenni. Qual è il tuo vero nome, Roberto? Che ti salutano anche attraverso i nostri centralini. Ci sei, Roberto? Questa è una domanda che dovevo fartela in tutti gli appuntamenti di Roberto a Stallone. Te la faccio adesso che siamo qui alle 9:36. Svelaci il mistero del tuo nome. Questo è un nome d'arte. Tanti artisti, cantanti, cantautori si creano il loro nome d'arte ad immagine e somiglianza. Io vorrei sapere che nome ha, qual è il suo nome originale. Roberto, allora ce lo puoi dire? Ecco, ci troviamo un'altra volta dentro lo spazio delle telefoniste. Ragazzi, io mi sto divertendo perché si vede proprio con gli occhi quello che sta succedendo e che ho le orecchie. Ecco, Giovanni D'Occhio, manca a farlo apposta per parlare dagli occhi, è uscito proprio questo. Un bacione a tutte le persone che mi salutano per telefono, un saluto a Giovanni D'Occhio, dicevo che mandava $15, ancora a Dante Rafta che mandava altri $20, grazie. Scusa, Roberto, vai, ciao a tutti, ciao. Allora, volevo dire che Alberto voleva sapere il nome tuo vero. Ecco, allora, dai. Adesso, ma perché? Scusa, perché? Perché c'è una ragazza che vuole sapere il nome tuo vero. Non si può dire. Quanti soldi devono offrire per sapere il nome tuo? Offrire quello che volete, io ve lo posso dire tranquillamente, non ci stanno problemi. Ma in tutti i modi io ti lascio perché devo andare a lavorare, purtroppo. Arrivederci a tutti, ciao. Ciao Domenico, ecco, si porta pure il microfono, stiamo a posto. Ecco. Allora, Laura e Mario Bellini che offrono $20, Esterina Melito che offre $20, guardate quando abbordare la casina che fanno si telefoniste. Poi fatele brave, capito? Bravo. Ancora ad Esterina Melito dicevo che offriva $20, ancora a Maria, Maglio che offre altri $20, Angela De Palma, la signora Angela De Palma, $30, Antonietta e Bruno Magri che offrono $20, Valeria, signora Valeria Vitoni che offre altri $20 e manda un bacio a Stallone, grazie. Giuseppina e Carmine con la Russo che mandano $10, ecco, e ancora vediamo un po', c'è un altro bellissimo saluto che vedo, Laura, ecco, si sono confusi un pochettino i fogli, non ci sta, ecco, Dariello Donato che mandava $20, Antonio Giuliano e Antonietta che mandano altri $20. Signori, voglio ricordarvi una cosa molto importante a proposito del telefono 8379-0801, vi voglio ricordare una cosa molto importante. Stallone venerdì parte per andare in Italia, se qualcuno di voi vuole venire a stringere la mano a Stallone io vi aspetto sotto la stazione, sotto l'aeroporto, scusatemi, all'aeroporto internazionale, e vi do l'appuntamento per la grande sceneggiata I figli su Piazza Cor, che si terrà l'11, 12 e 13 di novembre al Whitwell Hall, il teatro così si chiama. Bass saranno le agenzie che venderanno i biglietti. Le telefoniste stanno qua, vediamo un po' se mi passano un attimo qualcuno al telefono. Vieni qua Luciana, dammi un pochettino di linea. Aspetta Alberto un attimino, per cortesia, vediamo un po'. A Cesare, un attimo, pronto? Signora, con chi parlo? Votri! No, signore, un attimo, non la linea. Signora, un bacione forte, vi passo un'altra volta la signorina centralinista, va bene? Ciao bella! Ancora vediamo un pochettino, Roberto, signore. Sto qua, signore, ditemi, dove vi chiamate, signore? Maddalena da roba bella, come state, signore? Ma strangelo, signore, sì. Grazie, signore. Vi ringrazio, signore. Signore, per la bella donazione che avete fatto, qual è? Grazie, signore, dovete stare bene 100 anni. Un padre mi manda sempre gioia e felicità, va bene? Vi passa la signora qua, subito. Grazie. Allora vi passo la linea ad Alberto o a Cesare, se non sbaglio a Cesare, dico a Cesare, va bene? Ciao ragazzi.
Grazie Roberto, grazie, siamo tornati qui nello studio principale. Bisogna